Nel mondo esistono oltre 165.000 specie di farfalle e falene. Questi meravigliosi insetti popolano la Terra da ben più tempo di noi. Già 150 milioni di anni fa, nel Cretacico, le prime farfalle volavano accanto ai dinosauri e nello stesso periodo comparivano i fiori. Nel corso dei millenni, fiori e farfalle si sono evoluti l'uno accanto all'altro in un rapporto di reciproco aiuto e dipendenza. Le farfalle contribuiscono all'impollinazione dei fiori, che ricambiano col loro nettare dolce e nutriente. Si parlano l'un l'altro con un linguaggio a noi incomprensibile, fatto di sostanze chimiche e colori. I fiori segnalano la propria presenza col profumo, captato dalle antenne e dalle zampe delle farfalle, e indicano come piste di atterraggio le zone più ricche di nettare nelle frequenze dell'ultravioletto, che le farfalle riescono a vedere con i loro complessi occhi composti. Molte farfalle e falene, nel loro ciclo vitale, entrano in relazione con più specie vegetali, quelle dove deporranno le loro uova, quelle che nutriranno i bruchi e quelle che daranno cibo agli adulti. Questa variegata interdipendenza, unita alla sensibilità verso le variazioni del clima e l'inquinamento, hanno portato le farfalle ad essere ottimi bioindicatori, utili all'uomo per valutare lo stato di salute dell'ambiente. Farfalle e falene fanno parte dell'ordine dei lepidotteri, ovvero degli insetti dalle ali squamate. Le loro ali, sottili membrane nervate e trasparenti, sono infatti ricoperte da minuscole squame che, come tegole della falda di un tetto, le proteggono e le colorano. Quando tocchiamo accidentalmente una farfalla, quella che sembra una sorta di polverina rimasta sulle nostre dita, sono in realtà migliaia di piccole scaglie variopinte. Queste fungono da protezione per le nervature dove scorre l'emolinfa e da termoregolazione per il riscaldamento dell'insetto. Possono servire per mimetizzarsi o viceversa dare un messaggio di allerta agli eventuali predatori. Alcune scaglie nei maschi svolgono addirittura una funzione comunicativa, essendo in grado di emettere feromoni. Se approfondiamo la nostra conoscenza andando oltre la loro innata bellezza, intuiremo che il mondo di questi insetti è davvero affascinante, unico e curioso. Un esempio è quello delle erebie, farfalle brune apparentemente poco appariscenti. Le erebie sono in realtà veri e propri relitti glaciali, già presenti 10.000 anni fa nei nostri territori durante le ultime glaciazioni, e le loro colorazioni scure, frutto di adattamento ed evoluzione, servivano e servono tuttora per riscaldarsi più velocemente e resistere alle radiazioni ultraviolette. Ma anche i bruchi delle meravigliose lecenide nascondono qualcosa di straordinario. Le larve di queste piccole farfalle blu, sgargianti e iridescenti, attraggono le formiche con sostanze zuccherine, per essere così trasportate nei caldi acervi e crescere accudite assieme alle larve delle formiche stesse. Eppure le belle vanesse, come l'affascinante Atalanta, possiedono una forza e un coraggio che hanno dell'incredibile. Potendosi alimentare su piante comuni, come l'ortica, compiono straordinarie migrazioni di centinaia di chilometri, impensabili per creature apparentemente così piccole e fragili. Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane è un ottimo ambiente dove poter ammirare le farfalle. Nella sola Valcellina se ne contano oltre 100 specie e numerosi studiosi da tutta Europa, nelle calde notti primaverili, si addentrano nelle valli armati di lampade anche per studiare le falene notturne, alcune di queste rare o endemiche. Nelle nostre escursioni in parco potremo così meravigliarci dei colori iridescenti dell'Inaki Sio, che prende nome da una sacerdotessa di Giunone di innata bellezza. O osservare il volo del macaone e del podalirio, che nella mitologia erano fratelli e figli del celebre medico Asclepio. E ancora ammirare le placide zigene, intente a suggere il nettare di qualche scabiosa. Sono tranquille perché con i loro colori sgargianti avvertono della propria tossicità. Alimentandosi su piante velenose, contengono infatti acido cianidrico, un boccone difficile da digerire per l'incauto predatore. Se avrete occhio e fortuna, potrete poi scorgere il piccolo silvano. Negli ambienti più aridi e assolati, la bellissima Parnassius Apollo.
o incontrare ai bordi del bosco la pafia, chiamata tabacco di Spagna per il suo caratteristico color marrone. O ancora, attorno a stagni e acquitrini, la sgargiante falena diurna dell'edera. A loro seguono decine di altre specie, forse meno appariscenti, ma di certo non meno importanti per l'ambiente. Questa preziosa e fragile biodiversità è davvero un regalo per i nostri occhi ed è anche frutto della tutela e della protezione operata nel Parco delle Dolomiti Friulane.